Nel corso di un vertice tenuto oggi a Roma, a cui hanno preso parte il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta e il Presidente della Regione Francesco Pigliaru, è stato dato il via libera formale alla cessione anticipata della spiaggia di Porto Tramazzu, situata all'interno del poligono militare di Capo Teulada, che ora sarà accessibile anche ai cittadini. Il rilascio prevede in questa fase la spiaggia e una porzione del terreno retrostante. Lo schema di decreto, che sarà firmato dal Presidente del Consiglio, prevede anche l'avvio dei procedimenti finalizzati al rilascio delle spiagge all'interno del poligono di Capo Frasca. Siamo soddisfatti soprattutto e ringrazio il Ministro Trenta perché c'è stata continuità. Noi abbiamo firmato un accordo nel dicembre 2017 con il governo Gentiloni, con il Ministro Pinotti, era un buon accordo e direi che questo è stato riconosciuto e quindi davvero ringrazio il Ministro Trenta per aver dato continuità a un accordo che è pensato per la Sardegna ma forse anche per le stesse Forze Armate, perché è un clima di collaborazione di cui c'è davvero molto bisogno. Porto Tramazzu è una spiaggia molto importante, ha un valore simbolico, ma un valore anche molto concreto, perché quella comunità territoriale chiedeva Porto Tramazzu nella propria disponibilità da 40 anni. Ci saranno nel futuro altre cessioni che sono previste nell'ambito dell'accordo, ma che comunque avranno bisogno di essere attuate. L'accordo su cui noi abbiamo basato questa attività è stato siglato nel 2017, è un accordo fatto dal ministro precedente, ma come ho già dimostrato in altre occasioni, su quello che c'è di buono bisogna costruire. Abbiamo costruito, lo abbiamo fatto velocemente, lei come sa la velocità paga in politica e di questo sono molto contenta, lo facciamo per la comunità. Dobbiamo andare anche oltre, andremo oltre e l'importante sarà riuscire a collaborare sempre di più Difesa e Regione Sardegna per fare in modo che le infrastrutture della difesa siano un'opportunità di sviluppo per la Regione.